schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Milano, Palazzo Reale. Oltre la soglia, così si intitola la prima mostra europea delle opere di Leandro Erlich, artista argentino, nato a Buenos Aires nel 1973. Potete vedere la mostra fino al 4 ottobre prossimo. Dice lo stesso Erlich: mi impegno a creare opere che si aprono all'immaginazione, che sovvertano la normalità e propongano azioni che costruiscano e decostruiscano situazioni per sconvolgere la realtà. Parlando di questa mostra, c'è chi ha richiamato Magritte, Escher o Istvan Orosz, che di Escher ha ripreso gli stilemi negli anni più recenti, perfino Piranesi. Magari appropriati sono anche i richiami alle fotografie dello svedese Erik Johansson. Sicuramente ha ragione Heinz von Förster, scienziato austriaco-statunitense, fisico e filosofo, pioniere della cibernetica e dell'intelligenza artificiale, che ha detto: l'ambiente come noi lo percepiamo è una nostra invenzione. Divertimento, illusione, stupore, meraviglia, dice Iole Siena, presidente di Artemisia, che ha organizzato questa mostra. Francesco Stocchi, il curatore, parla di deviazione dall'ordinario, di esperienza fisica con l'opera, un corpo a corpo. E allora cominciamolo questo corpo a corpo. Si inizia da un ascensore. Chi è lo spettatore? Cosa e chi guarda? Chi è il pubblico? Chi è vivo in quel momento, in quel guardare? Una finestra. Cosa è dentro? Cosa è fuori? Delle lastre di vetro in successione, una dopo l'altra, chiuse in una scatola trasparente, ma è una nuvola illusoria composta da una serie di rigidi fotogrammi, ma leggerissima. È questa nuvola che infrange tutto ciò che di solido la intrappola. L'illusione, la finzione vincono forse sulla solidità della materia. E tre barche che dondolano al buio, senza acqua, nel nulla. Il nostro cervello, i nostri occhi vogliono che ci sia acqua. Non c'è, ma c'è, anzi no. Un ascensore ci porta sottoterra e sfonda il pavimento di Palazzo Reale e il soffitto, che non esiste, diventa infinito. Metro, aerei, viaggiare, viaggiare. Questa forse è la modalità del vivere. Poi uno schiaffo in forma di mattoni, una finestra di mattoni sul nulla, sulla morte. Non c'è più nulla, nessun viaggio, nessuna visione. Siamo al capolinea, occhi e cervello si spengono, schiantati contro il muro. La finestra prometteva, il muro uccide. Nel giardino perduto, invece, guardiamo da finestre vere e ci stupiamo di trovare noi stessi. Noi cerchiamo cose altre, vediamo noi stessi. Un Eden claustrofobico, egocentrico. E quando entri in un camerino non lo fai per cambiarti d'abito, ma per perderti, forse ritrovarti. D'improvviso vedi un altro essere vivente che si è perso pure lui. Ma forse è questo il cambiarsi d'abito. Possiamo poi tornare a scuola, ma come fantasmi, in una specie di cimitero scolastico, e i nostri casuali compagni di classe saranno altrettanti spettri, visitatori della mostra come noi, in carne e ossa, ma illusioni ottiche eteree. Anche se hanno un cellulare, hanno un figlio e ti infastidiscono col telefonino e con la voce alta. Per davvero, però, questa non è illusione. Ma alla fine si vince la legge di gravità, si gioca con un palazzo che si fa beffe di tutti dentro la cornice di Palazzo Reale, che torna a essere un asilo nido popolato da adulti e da anziani. Per la tua pubblicità